E allora siamo nuovamente in diretta, e come dicevamo poco prima che ci lasciassimo per questa breve istante di pubblicità, continua la nostra lunga diretta iniziata questa mattina alle 10:30 per raccontarvi ancora una volta, come stiamo facendo ormai dall'inizio della settimana, ogni giorno con le nostre edizioni straordinarie, la montagna devastata. Prima ovviamente l'emergenza Maltempo e poi la montagna devastata, perché è l'emergenza che è rimasta e che è destinata a continuare con i tanti problemi che ancora ci sono. Dunque, come dicevamo prima che ci salutassimo per la breve pausa pubblicitaria, in questa edizione, questo telegiornale del Veneto, tiriamo un po' le fila del discorso e ripartiamo, oltre che dal conto corrente aperto dalla Regione, che vedete sempre in sovraimpressione e quindi potete segnarvelo quando volete, e questo adesso invece a schermo completo è il cartello che vi mostra nel dettaglio tutte le indicazioni per contribuire ad aiutare il Veneto in ginocchio e la montagna devastata. Dicevamo, tiriamo le fila del discorso e ripartiamo allora da questa giornata con il primo appuntamento che c'è stato in questa giornata, ovvero il sopralluogo del capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli insieme al governatore Luca Zaia e all'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin sui luoghi disastrati. Ripartiamo da qui e vediamo allora il primo servizio proprio con le parole del governatore Luca Zaia stamattina. Abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango, abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, e questo è il caso di dirlo. Anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Usa termini forti il governatore Zaia per descrivere quello che insieme al capo della Protezione Civile Borrelli e all'assessore Bottacin ha potuto vedere nel nuovo sopralluogo fatto stamane. Una montagna bellunese devastata, case crollate o scoperchiate, boschi rasi al suolo, strade che non esistono più. Una montagna che ha bisogno dell'aiuto di tutti. Ieri il Presidente del Veneto ha parlato con il Premier Giuseppe Conte durante una lunga telefonata e dal governo arrivano rassicurazioni. Il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. In settimana dovrebbe esserci, appunto, in occasione del Consiglio dei Ministri, già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Almeno 1,5 miliardi i danni nella nostra regione. C'è bisogno di intervenire subito, dice Zaia. La montagna deve rialzarsi e tornare come prima, anzi meglio. Aiuti che potranno arrivare anche dai cittadini attraverso il conto corrente della regione e con il numero solidale che sarà attivato dalla mezzanotte di sabato. Voglio intasamento dei messaggi. L'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta. E sempre ai cittadini veneti Zaia rivolge un altro appello. Evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a far selfie o foto. Tornati in montagna, aggiunge poi Zaia, quando sarà nuovamente vivibile e la viabilità ripristinata. Iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Perché, conclude Zaia, non deve passare il messaggio che sulla montagna bellunese non valga più la pena andarci, perché non c'è più nulla. Per questo, aggiunge, bisogna continuare a parlarne. Bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora. Accanto al governatore del Veneto Luca Zaia c'era il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. Allora sentiamo cosa ha detto Borrelli. La situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei
fuscelli. Così Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale, dopo aver effettuato il sopralluogo assieme al presidente Luca Zaia e all'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Territori devastati, zone, comuni e frazioni isolate. Presenteremo subito la dichiarazione dello stato di emergenza per le prime risorse. Faremo quello che dobbiamo fare per la dichiarazione dello stato di emergenza. Credo che dovremmo partire, perché se noi volessimo fare un conto all'euro di quelli che sono i danni, noi forse partiremo fra un mese o forse 2. Noi partiremo subito, come ha detto il Presidente Zaia, come mi ha chiesto il Presidente Conte. Noi per la settimana prossima con i colleghi del Dipartimento che sono sparsi per l'Italia, siccome abbiamo una sofferenza un po' in tutta Italia, ma in questo territorio si è manifestato in modo molto pesante, partiremo con la proposta di una dichiarazione di stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse. Borrelli ha poi voluto ringraziare tutte le forze armate, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, spiegando che sono stati messi in campo solo tra mercoledì e giovedì 8.000 uomini. Durante la conferenza si è soffermato all'appello lanciato dal sindaco di Rocca Pietore, che aveva detto: il mio territorio è in ginocchio. Abbiamo registrato a Rocca Pietore la esigenza del sindaco, e faremo in modo di mandare altri volontari. Sulla questione SMS, numero che sarà attivo dalla mezzanotte, Borrelli, senza mezzi termini, ha detto: vigileremo. Io sono convinto che in questa occasione l'utilizzo degli SMS sarà più tempestivo, più rapido e immediato, perché su questo noi ci metteremo la massima attenzione, soprattutto i presidenti delle regioni riusciranno a fare un gioco di squadra che è fondamentale in questi casi. Abbiamo conseguito importantissimi risultati grazie ad una politica di prevenzione strutturale. Noi abbiamo governato anche il flusso idrico. Nel nostro comitato operativo le regioni, la regione Veneto e la regione Friuli, abbiamo aperto la famosa galleria dall'Adige al lago di Garda. Questo ha evitato che Verona e la parte del Veneto venisse allagata per una piena straordinaria dell'Adige. Ricordava più di 200 e passa straripamenti nel 2010, rottura di argini, questa volta non li abbiamo, quindi siamo riusciti a conseguire importantissimi risultati. Purtroppo i danni ci sono stati nella parte a nord, nelle valli, ma questo risultato è tutto merito di una politica di prevenzione strutturale. E poi l'assessore regionale Bottaccin, e con lui, accanto a lui, la nostra Tiziana Bolognani e il nostro Francesco Ceron sono saliti, immagini eccezionali in esclusiva in elicottero per vedere i luoghi che hanno visto sia Borrelli che Zaia, accompagnata dall'assessore Bottaccin, che ringraziamo, e l'abbiamo visto questo reportage nel corso di questa giornata, lo sintetizziamo così. Eccoci, siamo nell'area dell'aeroporto di Belluno, nella zona di atterraggio. Noi tra pochissimo saliremo sull'elicottero che c'è alle mie spalle, l'elicottero delle Friuli, delle regioni del Veneto, e sorvoleremo assieme all'assessore Bottaccin le zone disastrate dell'Agordino. Il disastro che vedremo dall'alto, provincia di Belluno, ci stiamo dirigendo verso le zone dell'Agordino. Questo è Cordevole. Assessore, in questo tratto il Cordevole si è gonfiato al punto di arrivare a lambire, a superare il ponte. Ha superato il ponte, infatti adesso non si vede, è stato riaperto, ma c'erano dei tronchi sopra il ponte quella sera, si vedono ancora subito dopo il ponte in sinistra, si vedono degli alberi ancora che sono usciti dall'albero del corso d'acqua, e si iniziano a vedere le macerie dell'edificio che è crollato e collassato nel corso d'acqua. Si vede subito dopo il ponte a sinistra, si vede che l'argine inizia dopo un po', ecco, il primo tratto di argine è stato divelto ed è crollato l'edificio, adesso si vede bene.
materiale che la strada che adesso è stata riaperta, che costeggia il lago, martedì sera io sono arrivato fin qua, ma la strada era totalmente invasa da detriti e materiale che era sceso dalla montagna. L'acqua è arrivata a lambire, a entrare proprio anche all'interno della struttura del Palazzo del Ghiaccio e a lambire tutte le aree limitrofe, il parcheggio, quello che normalmente utilizzano gli sciatori prima di prendere gli impianti per andare a sciare su Civetta. Guardate, vi faccio vedere con Francesco Ceronna, vi sto facendo vedere il bosco, è completamente scomparso, totalmente raso al suolo, non c'è un albero in piedi. È allucinante e terrificante, un'immagine terrificante. Ecco, siamo atterrati in questo momento nella zona dell'Alto Agordino, Selva di Cadore, Livinallongo, Colle di Santa Lucia. Adesso andiamo a sentire le voci della popolazione che è rimasta isolata fino a poche ore fa. Io ho un po' di stalla qua e però un altro lavoro degli impianti a fune il Passo Giao. Io credo che sia difficile ripristinare prima della stagione. Per i fabbricati così c'è i gruppi elettrogeni, però per potenze più grosse ci vuole la corrente delle linee, insomma. Guardate, vi facciamo vedere le macerie che il torrente ha portato a valle, che ha riempito nella quasi totalità il letto del torrente. E la situazione è del campo di guerra a tutti gli effetti, quindi di fatto siamo veramente stravolti in tutti i sensi. Assessore, abbiamo lasciato Colle Santa Lucia, stiamo rientrando a Belluno, le immagini sono strazianti, un tuffo al cuore. Ci sono dei posti che sono diventati assolutamente irriconoscibili, boschi interi devastati e quindi rimani senza parole perché sono posti che conosci bene e che li rivedi in queste condizioni. Adesso stiamo vedendo tra l'altro tutto il versante bruciato, perché la settimana scorsa c'è stato anche quel maxi incendio, quindi veramente una devastazione totale. E poi le persone che sono isolate, che sono senza luce, senza acqua, è una situazione veramente complicata. Ecco, siamo appena atterrati nell'area del nucleo elicotteri all'aeroporto di Belluno, abbiamo fatto il viaggio con voi nelle zone dell'Alto Agordino devastate dalla furia del maltempo, abbiamo avuto l'occasione di parlare con chi ha potuto e abbiamo potuto raccontarci che cosa sono state queste giornate letteralmente infernali che abbiamo vissuto tutti insieme. Con noi c'era l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ringraziamo per averci fatto da guida nelle vallate devastate dal vento e dall'acqua. Lo straordinario viaggio di Tiziana Bolognani e Francesco Ceron sull'elicottero insieme all'assessore Bottacin, un altro viaggio straordinario, quello di Lucio Zanato in altre zone devastate come ad esempio Rocca Pietore. Da qui in poi il paesaggio è tutto così. Guardate i sassi come sono volati sulla strada, guardate cosa c'è qui. Noi proseguiamo a piedi perché stanno ancora lavorando con lo scavatore, adesso cerchiamo di avvicinarci al cantiere. È impressionante la quantità di fango che è precipitata sulla strada, guardate. Guardate qui, mentre in fondo i mezzi stanno ancora lavorando per liberare, guardate qua, la quantità di detriti che erano sulla strada e che adesso con le pale meccaniche stanno portando via. Questo secondo me è l'immagine simbolo di quello che è accaduto. Questo era il giardino della casa, guardate l'entrata, guardate che cosa è successo. Con immagini come queste si capisca perfettamente
che cosa è successo qua veramente in pochissimo tempo. Volontari al lavoro, mentre noi cerchiamo di proseguire. Guarda dove è finita la macchina. Guarda dove è finita la macchina. Spinta. Mia figlia era qui su ed è stata recuperata alle 7 del mattino dai vigili del fuoco. Devo solo ringraziare questa macchina operativa, anche se i danni sono tantissimi e spero che non ci abbandonino. Vediamo una valanga di fango. Ah, guardi, non so, È già un miracolo che non si sia fatto male a nessuno. Esatto, è un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente e non pensavo di fare il ponte del 4 novembre e di farlo in questo modo. Che devo dire? Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. C'è stato un silenzio rumoroso, un silenzio che ha fatto rumore questi giorni perché Sottoguda è stata dimenticata. Comunque queste persone ci riconciliano col genere umano. È vero. È stato veramente terribile saper di non poter venire, poter vedere com'era la situazione. Qui ci sono tutti i nostri sogni e i nostri sacrifici e quindi... Voi però non mollate? No, assolutamente, è solo una prova. Allora l'abbiamo cercato a lungo perché era di fatto irraggiungibile come il suo paese e adesso però Lucio Zanato è riuscito a raggiungere il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin. Lucio, allora a te. Sì, sono col sindaco e il vice sindaco di Rocca Pietore. Allora, sindaco, intanto qual è la situazione e soprattutto di che cosa avete bisogno? Il comune di Rocca ha vissuto una situazione come gli altri comuni su due delle frazioni principali, i villaggi sono 27 discostati uno dall'altro in maniera molto importante da tanti chilometri, ma la frazione di Rocca Pietore dove ci troviamo noi adesso con Sottoguda, con Palù e con Malga Ciapella è stata letteralmente devastata da un grandissimo uragano, perché non si tratta di tromba d'aria ma di un vero e proprio uragano che ci ha messo sottosopra la valle. Poi qui siete al buio. Siamo al buio, ma soprattutto siamo senza acqua perché la violenza dell'acqua ha portato via l'acquedotto intero, quindi siamo senza... Ecco, allora di che cosa avete bisogno? Perché ad esempio c'è un cittadino che diceva che non ci sono addirittura i contenitori per l'acqua, cioè arriva l'autobotte però la gente non sa come caricarsi l'acqua per portarsela a casa. La difficoltà di comunicare con tutti per la mancanza di telefonia, ma soprattutto del mio gruppo WhatsApp col quale comunico giornalmente con i cittadini, è essenziale, cioè non riusciamo a dire alla gente che c'è l'autobotte dei vigili del fuoco parcheggiata a Rocca Pietore, che ce n'è un'altra parcheggiata vicino a Sottoguda, che abbiamo delle scorte di acqua potabile in bottiglia, non riusciamo a comunicare con la gente, mancava anche il normalissimo segnale telefonico fino a pochi minuti fa. Ecco, senta sindaco, comunque in pianura la stanno vedendo, la stanno ascoltando, di che cosa avete bisogno che vi arrivi qui adesso, subito? Io credo che subito, ve lo posso confessare, non mi fa paura l'immediato perché abbiamo tantissimi aiuti, sono arrivati aiuti anche importanti e qualificati che ci stanno dando una mano, mi viene in mente il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile dell'ANA, abbiamo vari gruppi che ci stanno aiutando. Io direi che è molto preoccupante per me e per i miei concittadini è il futuro della nostra valle, il futuro del nostro comune, la parte economica che è lesa profondamente, il territorio che è ferito, straziato davvero, e il nostro futuro è quello di essere un comune turistico come lo siamo sempre stati, quindi la ricostruzione è la prima parola che mi viene in mente, quindi in futuro avremo bisogno di soldi. Ecco, allora due cose, però una la chiedo al vice sindaco. Senta, adesso io sono passato lì a Sottoguda, non c'è luce, è tutto buio, non avete paura di atti di sciacallaggio? Ma per il momento no, diciamo che comunque la gente è rimasta nelle proprie case
e questo è importante. Speriamo presto di riattivare sia luce che acqua. Diciamo che comunque sono provvisori perché stiamo cercando proprio di fare il possibile. E finché ci siamo non penso. Comunque vi siete organizzati, cioè la gente è vigile anche se è tutto al buio, perché veramente è buio pesto lassù. Sì, è buio pesto, sì. Ecco, poi un'altra cosa, Sindaco, è vero che gli impianti hanno subito diversi danni, gli impianti sciistici? Io questa è una notizia che ho sentito solo oggi, mi dicono che anche a monte, quindi sulla Marmolada e sul Monte Padon, che è quello che ci dà il collegamento col Dolomiti Superski, ci sono grossi danni sia alle piste che agli impianti. Io spero che siano delle cose rimediabili, vedo un po' difficile, bisogna che la nostra gente cominci a fare mente locale su quello che è successo. Io vedo un peletto difficile riprendere come se nulla fosse la stagione invernale, quindi credo che la stagione invernale sia profondamente compromessa. La stagione estiva potrebbe anche essere un problema perché la caduta degli alberi ha fatto uno strike di tutti i nostri boschi migliori, cadendo le piante hanno ostruito i sentieri, hanno rovinato strade silvopastorali dove il turista d'estate viene per il motivo principale, cioè passeggiare sul nostro bellissimo territorio. La ricostruzione, ripeto, deve essere veloce, deve essere gestita bene e soprattutto ci vogliono fondi. Apriremo un conto corrente per Rocca Pietore a breve, adesso eravamo senza linea internet, la banca non era raggiungibile, tutta una serie di problemi. Appena possibile un numero di conto corrente con l'IBAN lo daremo, chi vuole darci una mano. Ho avuto richieste anche da San Marino, dalla Germania, da tanti posti. Siamo nei borghi più belli d'Italia, l'associazione credo si stia attivando anche in questo, sia i borghi veneti che i borghi nazionali. Daremo un conto corrente e vediamo se la gente ci può aiutare nel piccolo, anche perché poi le cifre dei danni qua sono enormi. Ti devo interrompere. Nicola, se hai delle domande da studio? Ti devo interrompere perché devo dare la pubblicità e fra poco sì, devo dare la pubblicità, però ecco, volevo appunto dare un abbraccio simbolico ovviamente al sindaco di Rocca Pietore e a tutta la sua comunità. Abbiamo raccolto, e chi ha visto e chi sta guardando adesso Antena 3 ha raccolto anche quelle che sono le esigenze del sindaco, e servono soprattutto dei fondi per il futuro della vallata. Ti riprendo la linea, ti ringrazio, grazie anche per questo ultimo collegamento, disperavamo di riuscire... Grazie all'Antena 3, vi ringrazio tanto di essere venuti. Grazie a lei sindaco, grazie a lei, comprendiamo quali sono le sue difficoltà. Grazie Lucio, grazie di questo ultimo collegamento. E allora adesso la pubblicità, poi riprendiamo la narrazione di questa giornata. Rieccoci in diretta e allora abbiamo visto la montagna, continueremo a narrarla, la montagna bellunese, ma c'è anche l'altopiano di Asiago che fa i conti con i danni terribili. Allora siamo tornati sull'altopiano nella zona di Gallio. Siamo in località Gastag a Gallio e il forte vento di lunedì scorso ha davvero creato una situazione di disastro. Piante che si sono abbattute sui tetti, potete vederlo alle mie spalle, recinzioni divelte, una situazione che in più occasioni è stata definita apocalittica. La fortuna davvero ha voluto che non ci sia stata alcuna vittima. Sono venuto a trovare mio amico che vive da solo qui e appena passato con la macchina, dopo 50 metri è caduta la pianta. Quindi praticamente se l'hai vista addosso? Sì. Davvero un miracolo che nessuno sia rimasto ferito a seguito della furia del vento che lunedì ha messo in ginocchio l'altopiano di Asiago. Qui, località Gastag, l'area residenziale di Gallio maggiormente colpita, e chi lunedì era a casa, abbiamo sentito poco fa, ha vissuto momenti di terrore. Il vento che non si poteva neanche uscire di casa, e poi è mancata la luce, lì al buio si sentiva il rumore del maltempo. Quando siete stati senza corrente? Beh, è ritornata il mercoledì nel tardo pomeriggio. Sì, quindi quasi 2 giorni senza. Sì, il macello attorno. Sì.
le piante, abbiamo visto anche le piante laggiù che hanno divelto il tetto, il cornicione. In questo tratto da dove siamo qui, arrivare alla statale via Camona, c'erano 5 piante che ostruivano la strada. Questa signora arriva da Verona, la sua casa di vacanza e il suo giardino sono salvi, ma è rimasta sconvolta da quello che ha visto attorno. Signora, è un disastro. Io da una vita che vengo sull'altopiano, ero grande così come mia nipote e non ho mai visto niente del genere. È la prima volta che succede una cosa del genere? Che sappia io, sì. È andata bene, nonostante i danni provocati dalla caduta dei grossi alberi, e proprio sulla presenza di queste imponenti piante nei giardini in una prestigiosa zona residenziale chiamata anche Gallio 2 punta l'attenzione il sindaco Emanuele Munari. Dovremmo confrontarci con tutti questi proprietari di queste seconde case affinché si convincano che alberi di alto fusto di 20-30 metri effettivamente poi diventano dei pericoli anche qui in altopiano, perché le condizioni meteo stanno cambiando e quindi anche qui le trombe d'aria sono sempre più frequenti e dobbiamo stare attenti a prevenire e preservare le abitazioni, l'incolumità dei cittadini e in questo caso anche l'incolumità delle linee elettriche che sono state pesantemente danneggiate proprio dagli alberi stessi voluti dagli stessi proprietari. Siamo in chiusura, almeno di questa parte diciamo veneta, solo per dirvi che domani, come si è detto, il vice premier Salvini sarà nella zona di Belluno, intanto ha preannunciato, stiamo già cercando e trovando con un tweet, ha scritto i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia, 200 milioni però ovviamente non bastano, una prima tranche annuncia Salvini di 200 milioni, lo ha scritto in un tweet postando in un video gli effetti del maltempo nel Bellunese. Sarà domani mattina nel Bellunese, c'è una conferenza stampa prevista alle 11:30 all'aeroporto di Belluno, noi la racconteremo in diretta a partire dalle 10:30, un'altra lunga diretta per raccontarvi la cronaca della montagna devastata. Adesso il meteo, poi fra pochissimo telegiornali di Venezia, continuiamo ovviamente a parlare anche del maltempo e degli effetti del maltempo anche sul veneziano e poi c'è anche tanta cronaca, fra poco. Ben ritrovati al meteo. Migliora il tempo sulle nostre regioni, domenica in compagnia del sole, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la perturbazione atlantica che nei giorni scorsi ha colpito il nostro territorio regalerà una breve tregua. Ecco dunque che sarà piuttosto soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma entro la nottata saranno possibili nuove piogge. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Migliora il tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti una giornata caratterizzata da una maggiore stabilità, con tanto sole ovunque, solo con qualche addensamento innocuo lungo le aree costiere, ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario, anche sulla nostra regione infatti sarà più asciutto e stabile ovunque. Il sole sarà protagonista con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Anche in questo caso peggiorerà in nottata. Temperature minime tra 13 e 15 gradi. Massime oscillanti invece tra 20 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.